Si intensifica nelle ultime settimane la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia. In Piazza della Borsa stamani hanno manifestato i rappresentanti del Comitato della Società Civile per il No, presente ai banchetti anche il senatore 5 Stelle Stefano Patuanelli. Una riforma pericolosa per tanti motivi, quello che per me è il passaggio più delicato e al quale sono più contrario è proprio la separazione non delle carriere che già di fatto c'è, ma delle funzioni e della formazione della mente del PM rispetto a quella del giudice. Anche il senatore triestino Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha aderito alla manifestazione in piazza del Comitato della Società Civile per il No alla riforma della giustizia Nordio, oggetto del referendum in programma per i prossimi 22 e 23 marzo. Una mobilitazione con volantinaggio in Piazza della Borsa che mirava ad approfondire i cambiamenti apportati dalla riforma stessa. L'aspetto sul quale si è concentrato il parlamentare è la figura del pubblico ministero. Oggi il PM ha come obiettivo l'accertamento della verità. Se passa il sì diventerà l'avvocato dell'accusa e quindi avrà come obiettivo non più l'accertamento della verità ma la condanna dell'imputato, e però avrà in mano gli strumenti della polizia giudiziaria, quindi nelle indagini non cercherà anche le prove a difesa dell'imputato. Oggi una gran parte dei processi si conclude in primo grado con la richiesta di archiviazione da parte del PM, che nelle indagini scopre che l'imputato iniziale in realtà è innocente. Questo non accadrà più e quindi sarà veramente uno Stato giustizialista e avremo molti più innocenti in galera di oggi. Questa secondo noi è la parte più delicata e grave di questa riforma.